Sono socio e formatore di Eukinetica, una società che opera all'interno delle aziende per promuovere progetti sul benessere. Abbiamo osservato nel corso degli anni che ci hanno permesso di operare all'interno delle aziende che l'esperienza fa la differenza enorme. Per quale motivo? Perché un conto è enunciare delle informazioni, delle norme che possono andare in direzione del benessere, e un altro è poterle sperimentare su se stesso. Quindi abbiamo proprio potuto toccare con mano che quando il dipendente, mentre ascolta, sta facendo un lavoro che non gli costa un grande impegno, perché semplicemente magari deve adottare e mettere la pallina sotto tra la coscia e il sedile, e che questo, fatto dei test prima, di test di mobilità articolare prima e dei test di mobilità articolare dopo l'aver utilizzato la pallina, che può essere per tempi molto brevi che vanno dal minuto fino a una mezz'oretta, dà una grossa sensazione di benessere, di cambiamento, sia in termini di percezione, come può essere una leggerezza o una sensazione di maggiore rilassamento, ma anche in termini di mobilità che cambia su alcuni distretti del corpo. Questo porta la persona a accogliere meglio la comunicazione che viene data e diciamo anche il cambiamento che viene proposto. Allora, le aziende, stiamo proprio osservando nell'ultimo quinquennio che hanno un occhio di riguardo sempre più rivolto verso il benessere generale, verso il benessere del dipendente, perché purtroppo ci sono dei dati statistici INAIL che comprovano che oltre il 60% delle ore lavorative perse all'interno delle aziende derivano proprio da patologie di carattere muscolo-articolare, per cui le aziende stesse stanno rivolgendosi verso questo tipo di percorso da adottare e stanno cercando anche di introdurlo all'interno di aggiornamenti che devono fare in modo obbligatorio, come quello del decreto legislativo 8108, che parla di sicurezza sul lavoro ma anche di benessere sui posti di lavoro, e le proposte che noi facciamo si sposano molto bene con questi bisogni che l'azienda ha. Le aziende stanno cercando sempre più operatori specializzati da introdurre come figura all'interno delle aziende come collaboratori esterni, che possono essere o dal massaggiatore o dal kinesiologo o dal pusturologo in azienda, che viene saltuariamente a disposizione dei propri dipendenti, oppure si stanno anche creando dei progetti piloti che noi stiamo seguendo con grande interesse, che è quello di formare un referente all'interno dell'azienda che venga adeguatamente formato ovviamente da chi fa parte di Eukinetica, per far sì che diventi poi un punto di riferimento all'interno dell'azienda da parte di tutti i dipendenti.